come nasce il vecchio fornaio? Da che idea? Da che amore nasce? Il vecchio fornaio nasce nel 1985 e festeggiamo proprio quest'anno i 40 anni, il 15 ottobre 2025. Perché? Perché ci siamo iscritti alla Camera di Commercio proprio quel giorno nel lontano 1985. L'idea nasce in primis da mio papà, che non voleva mi allontanassi da casa. Il mio marito di adesso, allora fidanzato, era fornaio in un piccolo paesino di Ferrara. Ci siamo trasferiti a Padova, abbiamo aperto, anzi rilevato un negozio nella provincia di Padova e da lì ci siamo pian pianino fatti conoscere e ampliato le nostre attività. Ci siamo spostati dopo 10 anni in una nuova zona industriale a Paggi di Sopra, Villafranca Padovana, quindi a 10 km di distanza. Abbiamo aperto un'attività industriale da artigiani che eravamo, ma abbiamo voluto mantenere assolutamente la caratteristica di artigiani. Perché? Perché per noi il pane è qualcosa che viene dal cuore e quindi il concetto di biga, lievito madre, per costruire e creare un prodotto che sia genuino e che vada al cliente, al consumatore finale in maniera più naturale possibile. Produciamo pane fresco, produciamo pasticceria e abbiamo ampliato il laboratorio di pasticceria nei successivi 10 anni. Oggi, dopo 40 anni, abbiamo aperto un terzo laboratorio che segue i prodotti confezionati a lunga durata ma freschi, non che seguono la catena del freddo. Tra questi prodotti confezionati abbiamo il pane a fette, i pani morbidi, quindi il pane arabo, integrale e classico. Abbiamo iniziato a produrre e abbiamo portato qui a Marca oggi il pane al pomodoro, al gusto di pomodoro, sempre morbido, le pizzette e le focaccine. È una bellissima esperienza che stiamo vivendo e che vogliamo portare avanti con altre novità. Ad oggi abbiamo 45 persone, di cui 13 donne e il restante maschietti. Lavorano in turni diversi, coprendo quasi tutte le 24 ore del giorno. Abbiamo la fortuna di avere una continuità perché i nostri 2 figli sono in azienda, uno è diventato responsabile di produzione, l'altro invece è tecnologo. Quindi anche la continuità è una buona cosa e prendo l'occasione per ringraziare i nostri dipendenti che collaborano con noi come una grande famiglia. Sono 3 anni che siamo presenti e ogni anno valutiamo qualcosa di diverso, impariamo cose nuove e facciamo bagaglio di tutto questo per proporci e portare novità che aiutino proprio il nostro settore e soprattutto il vecchio fornaio a farsi conoscere meglio. Per noi qualità significa prodotti scelti, test di laboratorio e prove sul campo, valutazione dopo giorni o dopo settimane per la shelf life e anche test sul cliente finale, quindi proposte per assaggi e appunto per capire se il prodotto che abbiamo valutato e stiamo studiando è in linea con le richieste, perché comunque il nostro obiettivo è quello di accontentare e di capire quali sono le richieste del nostro cliente. Ogni giorno a me piace assaggiare, vedere, capire se il gusto di quando ero più giovane è rimasto lo stesso e magari è diventato migliore, perché no? Progetti per il futuro ce ne sono. In questo momento l'idea è quella di ampliare le 2 linee di produzione del nuovo laboratorio del pane confezionato con questa novità che abbiamo portato in fiera. E poi seguiteci su www.ilvecchiofornaio.it, sui social come Il Vecchio Fornaio, sia su Instagram che su Facebook, perché le novità sono dietro la porta.